Senatore Ruvolo ha ricevuto un importante incarico, vicecommissario vicario dell'UDC di Cesa, qui nel territorio siciliano. Lei conosce bene il territorio e dunque il compito di organizzare le fila. Sì, un compito molto oneroso, però lo faccio con grande piacere, ma con grande passione e soprattutto nella speranza di dare un contributo all'area di centrodestra per poter traguardare il risultato di vincere le prossime elezioni regionali. Io di questo ne sono consapevole, sto mettendo tutto il mio impegno ma anche la mia esperienza. Il mio naso e la mia esperienza mi dicono che faremo un grande risultato in Sicilia. Ecco, come si muoverà l'UDC? Ecco, questa grande aggregazione centrista potrà trovare una valvola di sfogo alle regionali? Beh, sono lavori in corso, io guardo la politica soprattutto per guardare al traguardo finale delle politiche del prossimo anno, immaginando un centrodestra coeso a partire dalla Sicilia. Oggi la Sicilia è il laboratorio, anche attraverso questi aggregati che si stanno organizzando, speriamo che ci riescono. Noi come UDC faremo parte dell'area di centrodestra assieme a Forza Italia e agli altri che ci saranno per sostenere un candidato vincente per la Sicilia. Ecco, a proposito di candidati, il Movimento 5 Stelle è già pronto, ha già affilato le armi, ha scelto il candidato, mentre il centrodestra e il centrosinistra annaspano. Ecco, questo potrebbe essere un limite e dunque favorire il Movimento 5 Stelle nella scalata al vertice, alla guida di Palazzo d'Orleo? No, non penso. Centrodestra, parlo di casa mia, ha diversi candidati di grande livello, di grande prestigio. Sono convinto che le segreterie nazionali di Forza Italia, UDC e gli altri sapranno trovare la quadra e quindi avere un candidato unitario, il più prestigioso o comunque di grande livello, che possa competere in queste competizioni elettorali. Invece quello che a Naspo vedo il PD, se non c'è Grasso, ahimè, sono tutti nel panico e penso per le cose che ha dichiarato il Presidente Grasso non ci sarà, il panico ce l'hanno addosso. Noi invece abbiamo delle belle candidature, basta metterle in fila per poter fare un grande progetto per governare questa Sicilia. Dopo il disastro di Crocetta, quindi del PD e quindi di coloro i quali lo hanno sostenuto, penso che la Sicilia meriti un governo di serietà, di equilibrio, di saggezza e soprattutto di speranza per i siciliani.